Abbiamo avuto polemiche inutili. La macchina del servizio sanitario regionale, che ha 60.000 operatori nella sanità, ne ha altri 30.000 nelle case di riposo. Si sono fatti in quattro. Luciano Flor è diventato direttore generale della Sanità del Veneto nel dicembre del 2020, in uno dei momenti critici della pandemia, e rivendica con decisione l'impegno di un'organizzazione sanitaria che ha compiuto e sta compiendo uno sforzo immane in un'area come il nord Italia tra le più colpite dal coronavirus. Se noi prendiamo l'Emilia-Romagna, la Liguria, il Piemonte, la Val d'Aosta, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, e il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, sono 8 regioni. Sono le 8 regioni, le sole 8 regioni che hanno mortalità superiore al 0,20%. Di queste 8 regioni la mortalità più bassa ce l'ha il Veneto, che ha 0,22. Non serve fare studi o pubblicare studi o fare ricerche. Dividi la popolazione per i morti, hai i morti ogni 100.000 abitanti. Se questi sono i dati totali, secondo Flor non è corretto parlare di un caso veneto nei decessi in una vicenda complessa come l'incidenza di una pandemia che si muove con modalità di cui non c'è ancora completa certezza. Che il Veneto abbia avuto l'ondata a novembre e dicembre e qualche regione confinante l'abbia avuta 2 mesi prima o 2 mesi dopo, come me lo spiega chi sa tutto? Noi abbiamo oggi metà ricoveri di molte regioni italiane, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, stessa Emilia-Romagna, la Toscana, sono martorizzate anche oggi rispetto a noi, pur in calo di incidenza.